Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22. Ecco, un presumanno che saluto tutti gli amici della radio televisione sarda che seguono questa puntata de Tresi, questa de oi, de poetas, dunque sa poesias, attopius, concursus, tutto sul mondo questa poesia bella in lingua sarda che c'è in Sardegna. E poi questo un presumanno che da ogni gira ha gatto i amici e ha gatto Anna Cristina Serra, in noi, in questo bello luogo. Devo saluto gli amici che amiche che fanno castiendo sì, saluto a tu e saluto ai ospiti nostri. Cali punti, ospiti della poeta, Anna Cristina, de un nao in questa tua puntata, sa prima de oi, e d'ogni gira andavo a conoscere, a manco su due concorsi, su due premi di poesia, e poi fatevo ascoltare qualche cosa bella della poesia del 1700 fino a oggi, con amici mannus, attori e tutto canto, che rennesce in tanti bogai a fuori, s'anima e tutto, che si scrittori, che su poeta ha scritto con Sapinna, e noi sono a intendi s'animo col profondo e tutto canto. Dunque, se io li presentai tu e tutto, Anna Cristina, che ne tenevo? Sempre ospiti importanti, ospiti mannus, come sai dessa amica nostra lì a Careddo, che ho avuto come ospiti in Odia, issa, ma sicuramente avete avuto una sorpresa. È un onore manno bonoso, grazie di si vegna oi pure. Lia commenti Cireottoto, è difficile da presentare, questa è Cimanna, che uno da teatro di ricerca della Sardegna, dell'Italia, del suo mondo, ma prima di tutto una che sa nostra, voi dei Satrucuni. E combatti di settotto lo salimo da Sarda, dunque sa, grazie per voi con degli ora meda. Grazie a me da Lia, poi Sasannaia che mi sa se io o se dove una in direttura. I moi, tocca. De figlio pintor sirico. Un poeta castellaio, a cosa sanai, e tasasettio, di fisio pintor sirico. I altri ospiti, Angelica Piras, poetessa Isaburu Castellaia, ma che vive in Summaso, è una poetessa che non è di soddisfazione in manna, sa già di un pago di tempo, e mi ha dato in un vuedo. Sa poesia, su cohori dessa poesia di Angelica, è una poesia azulla, issa sa dannai poeta. Bella questa. Una poesia azulla, do in ogni luogo questo cohori, poi issa sa dannai mancai poeta. Ecco, Angelica è in noi, e pare un altro ospite, posso premio in Porto Mannu, che è? Faustino Onnis, premio d'arte, poi dopo io sannai poeta esti premio d'arte. Brava, ha fatto bene a precisare questa Faustino cosa. Faustino Onnis, poeta che sa aggiungere altre cose da questa poesia, ma guardo sannai. Ci tenevo un altro ospite da Gabai che ha lavorato tant'anni su questa lingua sarda e sicuro ancora non si a Rendio, professor Maurizio Virdis, che è stato professore all'Università di Castello di filologia romanza e di linguistica sarda, ma chissà di studiare poeta mannus, come Benvenuto Lovina, come Antonio Mura, e come altri medas, ma che dopo io approfondire questo lavoro. Beni benio, professore, grazie. Beni benio, e est in noi. Grazie Sabosato. Est in noi il suo lavoro, poi che fa parte della giuria del suo premio d'arte Faustino Onnis, ma oggi mancai devo domandare, penso che anche una cosa di brusa, pezzo di premios, e ettinti questi premi alla letteratura e alla cultura in Sardegna. Poi un altro premio, in Porto Mannu, mera. Ahí c'è Mannu. Nome è importante, se questo già è su nome, no? Che non sono rauso. Antoni Gramsci è su nome, ne si va da tutto che dai su coro. Ecco, il suo puro è giustamente un premio letterario, tutto uso, esasciri e tanarada, e tarenzata. Antoni Gramsci dessa lingua in generale, ma dessa lingua sarda. Devo questionare con Ignazio Iba, che è il presidente dell'assozio che organizza il premio, che è un pari con su comune di Ales, questo luogo di anche Antoni Gramsci è nasciuto,
E creo, Ottavio, che noi a Santa Pozzettiri un ospite meglio di Gianni Loi, perché Gianni Loi non hai proprio di adero con suo corpo pubblicamente vive di suo pensamento e imparo da Gramsci, con sa vita sua. Satanaia ha fatto Nocetti con questa poesia che ha vinto il premio intitolato Antoni Gramsci, ma lo testimonia da Donna D. Il suo assistente professore all'Università di Castello di diritto del lavoro, dunque si impara dai Satrus e dai su diritto primario dei uomini, su diritto a suo raballo. Da fatto gli studenti SUSU non potevano sostenere l'esame in lingua sarda, ma Gianni ha fatto dei uso in famiglia, ponendo in mente appunto a Antoni Gramsci, quando una rara non negheisi sa limba a figlio di Osatrus. Ecco, Gianni in cruzzo ha fatto tutto gusto. Mi ha da pragi. E io da contavo bene, te ci sono preso di registrare una TED conference che ha fatto su professori e in cui si ha contato di avere una tanto bella cosa. Sì, si capita, sicuramente ci punti sempre in internet, casti aida, poi di avere è importo umano meno, questa conferenza che attendo. Io bevi da Gramsci, ma ricordo una volta che abbiamo con suo figlio e che qualcuno che di narada questionando del sardo, io giustamente andavo, ma non questionavo in sardo, non scetti del sardo. E poi ho usato in maniera di entrare. E ci entravo bene a intro, in tutte queste cose. Sospiti invece che a Donna Gira. Sospiti, non mica Deo Donna. A me saperirai, non è un ospite, questo è d'uomo. È d'uomo. Appunto, a Donna Gira da toviamo su noi, con sa poesia. Fai parte del arredamento, no? De Bruso, quando ti porta una bella poesia, no? Tu fai una cosa importante in me da questa trasmissione nostra, è che un fuello di poesia, una reuso che ponesi sagarona tutto gusto, perché tu vai si vince con argomenti che intendi, che ci funti, e questa è una cosa invece di importo umano, è una lucenttoria questa trasmissione. Nicola Loi, ma che non possiamo ancora. Con chi ricominciamo? Andavo a Pugliano Pachetto a conoscere meglio il premio, tu andiamo in suo premio di questa fondazione intitolata su poeta, scrittori, questa persona manna, che stetti, a vostri nuovi, che dopo dentro sonori di conoscere. Saremo sempre su professori, no, però è sempre una bella cosa. Cominciamo a contare, commenti articolati, commenti funziona, da decando che anti decidi con questa fondazione è tutto, dei bonni degli bogai a fuori sono un premio è tutto, e a chi ne è indirizzato e tutto quanto. Con chi ricominciamo? Su professori, Virdis. Perché con su professori chiesti? Dunque, su premio di artisi, non scetti di poesia. Non scetti di poesia. Ma più che tutto di poesia e di prosa, ma di artis puro, di altre artis puro, e sa tarea e sa valida prosmanda de savordazioni Faustino Onnis. Chi tiene di commente punna sa de mantenne sa memoria di questo grand'omini poeta sardo che tutti quanti conoscevo e che è stato Faustino. E poi pusti de sprundiri, come si può dire, strumbullai sa produzioni poetica, letteraria in lingua sarda e donai attenzioni finzasa ai spiccioccusu e spiccioccheddusu poeta si canta a mantenni sa lingua che a dolumanno e vivendi un momento e più che un momento in moi come si vuole dire che non vivi bene insomma non ho che sei morendo ma insomma teni di problemi ecco a seguire e dunque questa poesia può donare un aiuto in questo anzi un aiuto finza sfortiburu. Dunque, ad ogni maniera, questo premio ha cominciato, il suo primo, mi ricordo bene, è stato in su 2011.
Poi, scusa professore, questa fondazione è nasce nel 2009, mi pare, dunque mi pare già è subito mi pare che sì, 2009 è posti... Però se prudete gianno, dunque sì, noi 15 punti. in Ceragio, sanno. In Ceragio, Faustino, manca il vesi di Santo Aingio, ma viviu mera parte della vita sua in Ceragio. E c'è la Saumena, aperta, pubblicare, ma finza scorsa gallo a pubblicare, di importo umano, insomma. E dunque, a come il suo premio è cominciato a Femonendi. Sul 2011. Dunque, sul 2009 noi è questa fondazione, questa data di fondazione, ha cominciato questa fondazione. È stata fondata questa società. Su primo premio, su D1, è stato in su 2011. E si va di ogni 2 anni, non ogni anno, ma ogni 2 e poi ogni anno, ogni volta, poesia o contos. Ma altre volte c'è stato premio per il teatro, per esempio, no? Scrittura teatrale. Altre volte abbiamo poeta a bolo, repentina, in uscite. Altre volte con questa cappio di poesia e di canto, non di meta. Su canto del sei, mi pare, poi improvvisador, su canto del sei. Sì, su repentina, gara, repentina più che altro. Altre volte fotografia. Ecco, dunque a premios de artis. Bella questa cosa però, è bella. E questo può ammagnare, come si dice, salleata chi tiene di su premio e non avrai strintus scetti in sa scrittura, certo, chi d'ogni maniera avarra sa cosa di così importo. Certo. Poi se no poi questo non sia tanto importo, ma po savunna e po s'idea del ghizzo del suo premio Faustino Onnis, sa poesia e sa prosa nella Rosaici, e sa cosa che avarra da sempre, d'ogni volta. E poi si ammagna da cacchiota dei Gunis e cacchiota dell'altro luogo, insomma, di altre arti pure. Bene. E poi mi voglio intendere, passavo a po' comprendi pago della vita e tutto dei altri premi, Antonio Gramsci, un pensadore, un politico in tutto il mondo, conosce il pensamento e tutto quello che ha fatto e ha scritto, questo minimanno di Sardegna, di Alese, e dunque di domo sua, e cominciavo a ricordare pure con questi premi, attopi, organizzazioni, come funziona? Buonasera a tutti. Funziona da questa associazione nasce in 79, prima di avere in vita un comitato di onoranza gramsciana che si preoccupava ogni 10 anni di vari festeggiamenti per gli anniversari ogni 10 anni della morte di Antonio Gramsci. Poi in 79 il sindaco di Maria Avveno ha proposto di fare in Singhizzo doppia la sua fondazione, ma poi ha varrato un'associazione, Casa Natale Antonio Gramsci. Essa prima iniziativa che questa associazione ha fatto poi sul 91, poi 100 anni su questa nascita di Antonio Gramsci, è stato proprio su creare questo premio letterario, che a noi risulta essere l'unico premio letterario Gramsci esistente in Italia. Si è questionato da tanto tempo su un premio Gramsci di letteratura a livello non nostro, di vita, ma a livello nazionale, con il Partito Comunista, eccetera. Ma l'unico premio che esiste si intitolava Gramsci, è questo che si sono inventato in vita. Ecco, ma vosaltros adesso meglio anni fai altro su nazionale, no, si pregeri sia unico. No, sia da fare piacere che ci deve essere un premio Gramsci a livello nazionale importante, perché a noi comunque siamo un'associazione vitica di volontari che in sa vita avevano altre cose e poi abbiamo questa fortuna di Antonio Gramsci come concittadino, e quindi si tocca a traballare per questa cosa. Questo premio nasce nel 91, noi pure teniamo un andamento ogni 2 anni, a Singhizzo fu ogni anno, ma
troppo pesanti. Poi forza questa associazione. E nel 2007 teniamo oltre a su comune che si aiuta, ma teniamo finanziamento pure della regione di Sardegna che finanzia da tutte le associazioni di Avasa, di Ghilarza e l'Istituto Gramsci di Castello con due regionali. Quindi in che comune si riesce a stabilizzare questa cosa. Sui NAI non è meta, però si permette di pianificare queste attività. E tenete in questo premio letterario? Cioè, la poesia già è connota, pubblicata, altra che non hanno mai pubblicato, ci punti in lingua sarda, italiana, come ti funziona? Teniamo due sezioni dedicate alla lingua sarda, poesia e racconto. Poi teniamo la lingua italiana con poesia edita, romanzo inedito, e poi una sezione per la saggistica, prima sezione di letteratura punti a tema libero. A Singhizzo abbiamo sempre con un tema in che modo si torna da Gramsci, ma poi l'ambito del lavoro, dopo tante, si usa a 19ª edizione, purtroppo fu difficile accattare sempre stimoli in letteratura o in poesia in cui Gramsci fu su centro. Invece questa sezione saggistica è studi su Gramsci e poi ho iniziato da 2 anni poi cercare di vai avvicinare i giovani una sezione con la graphic novel. Quindi ho avuto questo nuovo linguaggio, chiamiamolo così, e poi ho iniziato. Che cosa succede? Gianni, quando è che ha cominciato a frequentare il suo premio Gramsci, Ales? Quando è cominciato? A Gianni, sì, Gianni. Prego. Sì. È toccato a me quest'anno, sì. No, ma è la prima volta che ha partecipato o altra volta pure? No, a partire di poesia sarda, noi è la prima volta che partecipo a un concorso di poesia sarda. Mi è capitato un'altra volta di poesia italiana, dei volumi, però un libro, e basta. Ma è capitato a caso questa cosa pure, poiché una dia ha scritto una cosa per un amico poeta di Sinna che si è morto 2 o 3 anni fa, di Guglielmo Pira, se conosci, un amico meta. Certo. Ha scritto una poesia, tanto mi hanno invitato da presentare una cosa che hanno fatto in Sinna e sapevo vita mi hanno portando pure che un'altra poesia potaliggiri. Io non scelta picaia, poi ho aperto su Calascio, piccava una cosa e da pulire. Siccome è piaciuta, tanto è capitata su occasioni proprio in questa slidi su concorso e dopo mandate, poi ho coperto poi ha vinto il suo primo premio. E ha vinto il primo premio. Sì. Ha vinto il suo primo premio. No, vabbè, ma non vuol dire che ogni volta che si presenta la si vince, no, però in Naica si narrava, in questo pure, poi insomma, chi si partecipa poco volta. C'è sostanza mera. Che la sostanza, poi la sostanza, poi magari si dà legge questa poesia che ha vinto su premio. Anna Cristina, ma tu non sai se in questo premio Faustino ci sei tu pure? Infatti, certo, riaggiungi anche una cosa che non so perché ottenne come ospiti a Sajana de Sidora, del suo premio Faustino Onnes, che è Luciana Onnes, sa villa del suo poeta, che di aderoso esti intragendo gli avolenai già sa vita sua a questo premio come ti si può dire che du sesta da du cosi si riendo tutto ischianta de pizzai parte dei concorsi dei premi letterari dunque dove esti sull'Università di Castello, dove sull'Università di Sassari, dove esti su comune de Geraggio, dove è su comune Santuengio, che esti su comune anche nasce Saida e anche nasce Faustino. E di adesso Luciana esti una chi poteva innanzi non scetti su pensamento e su raballo del suo babbo, ma cammina accogli di tutto su chi si presenta a noi e chi anda da studiare meglio, come ti vorrei dire su professore Maurizio Virdis e come te chi sia, ecco, mi piace da non è con un assembleo, Santuengio già uno scantano fa, 2 anni fa, un artista caso ha fatto
Samata dessa vita de Faustino. Ecco, su premio de Faustino funziona in questa maniera. Ogni anno nasce una nai nuova e questa nai tiene un linguaggio nuovo e è una matta che si rivolge meda alle scuole, ai pipius. Poi che no traballau con i pipius, non traballau con le scuole, sa lingua tiene sempre a barra sempre pago per usagoa. Ecco, e su premio de Faustino Onnis fai meda. Poi è vero che è biennale, che si va ogni 2 anni, ma in sanno che non si va su premio, si va sempre che anche una cosa in plus, che anche una cosa che torridi a sa cultura e a sa lingua nostra. Non ci tenia questo Ottavio Adunai. No, ha fatto bene Poi Adunai. Luciana ha proprio un arrasto differente questo premio. Ma scamente, ma volla, tu hai sempre in suo premio dei vostri nomi, proprio dunque sa con sa poesia e con Angelica, che essa ha vinto cale edizioni, cale questa reina, conta si pago di questa attività di cosa tua e di questa poesia che ha vinto. Intanto un saluto a tutti, emozionare e onorare. No, ma sei in domo con un'amica, quando mai? No. In domo è di te. C'era luci noi, no? Pensando su, cominciavo a scrivere in sardo su 2011. Proprio leggende, poeta manno, su commenti Faustino Onnis, Anna Cristina Serra e tant'altro. E ho partecipato sulla prima edizione del premio di Faustino Onnis e in cui ho vinto sul secondo premio e abbiamo incominciando. Poi prevalentemente ho sempre scritto poesia in italiano. Poi invece mi vragira a tornare a questa bipiedda, in cantare quando andare in sabida de mamma che è gesturi e in cui si questionanta sa lingua in sardo. Poi come andava Anna Cristina, tu sei Castelldaia. Sì. Di undi, cale. No, se io nasco in Casteddu, però se ho una zesa da 30 anni. Perciò quando andiamo in gestori, questa lingua, no, da questionanta ancora in moi, e mi sono tornata a innamorare, ho studiato e ho iniziato a fueddare e a scrivere poesia in sardo e mi ha ridonato di avere una bella soddisfazione. Sì. E questa Reina che ne è? Reina è da scritta e proprio su premio di Faustino Onnis dell'anno Vassau e ha vinto il suo primo premio. E noi teniamo questa bella grosidà di non vi sora d'antenna. Assolutamente. Reina. Quando seo accanto ai mari, attropiglio sa luce del suo gelo e mi intendo reina. Compagna de suento e sposa vroria, de su gioghita azzurro de sundasa. Boligio gomenti bruma in questo mondo ammarbao ed eo, reina, canto sta stanchezza des angelos, che avarrantasezius a suvanuis innocentis, castiendi dronos de guerra, chi vesant ascetti rosarios de vaperi. Mi intendo reina, quando mi pongo a fai con una roba e filus, prendas a vroriasa, chi contanta de reginas antigas. Zio reina, quando savettu, si vai da vettu de follasa, può arrimai sentitus stasius. E mi vazzo reina, quando sa poesia mi bette rivistadas e disigius, e a tumbo d'ogni abisu, poita mi spollanta de vuedus si causu. In moi che se io accanto e mari, issu ma ricorderà chi si erro dessa assenzia, ma rireserrà su goro in dura vesoni, di ammentus garragerus. Ed eo, reina, se ne drono, aver spolitus, vagamundu ne sbias adesso mundo, scicchen di colori, commente vani. Se sono troppo vago, si può fare per zaccarrarmi in mano, però se piace a me, dunque grazie, sa dia Deus. Anna Cristina, mi era piaciuto intendere a tu una cosa, a pizza questa poesia? Questa poesia di Angelica è una poesia che scarraffia, poeta che è una poesia che anda da fondo, ma semplicemente dell'animo femminile, su un proso. E questo colore azzurro è un colore che proprio davai di distinta, davai nodia. Issa
in noi puru annau su giochetto azzurro dei Zundas e sul libro che ha pubblicato Regina delle Ombre, ma in azzurro bisendi. E si intende di questo colore azzurro in sa poesia. Perché è vero che forroga, però dove è sa luce dessa spera, dessa speranza. E dunque, Angelica, ti do grazie a Vincenzo se posso che li giuoi, ma dopo posso che scredi e si regala da ogni volta che partecipa a questo concorso letterario. Grazie, Mela. Bene. E Oriana, penso un'altra cosa. Angelica ha una cosa importante. Ha studiato per vai gusto. Ecco, da questo dia volle marcare pago. Poi su sardo pure si studia, come te tutto linguas. Come te tutto linguas. E sanno una cosa importante, no? Devo in italiano, mi devo tornare a innamorare e ha studiato. E non so devo seguire in concorso letterario del suo commento. E ho visto e commenti e cresce. Poi ti tocca di studiare. Poi noi ci teniamo mera, mi fa piacere che tu hai sottolineato questa cosa, perché noi teniamo proprio un canale che fa trasmissioni scelte in sardo, voi su sardo conosci una lingua normale, come te lo usato, e quando si nata, ma voi su sardo è una lingua normale, come te lo usato altra lingua, dunque questo è l'impegno cosa nostra, e si fa piacere a entrare a scirica su sardo, si può imparare a mano, si studiare e tutto canto, e poi torna a cominciare. A me in scuola, dopo una puntata, quando ho sono a sardo in scuola, sul maestro mi donava di avere marroppata, con questo tenere una specchia dell'inna, e in noi su se ci penso mi intendo ancora dolori. Dunque, però in noi è un'altra cosa bella, questa di Neusu, una maestra manna, Lia Careddu. E dunque Luigi è fisio, pittore sirico, pintoreddu, no Lia? Pintoreddu. Pianta media di Vintore, quindi si distingui, pianta aggiungianta Satro Sangunao e ci vuole. È un poeta manno, usannai, poteva nascere, tanti sul 1765, molto sul 1814 mi pare. E è stato un uomo politico, puro, un grande politico, rivoluzionario, ma io usannai reazionario puro. Fu di Beffiano, io sono scritto in italiano, in latino e in castellaio. E in poesia castellaio, scritta in castellaio, viene da fuori tutto su sarcasmo, ironia che tenia, fu bravo a scrivere. E questa che a Palligioi è connota, una poesia connota a me, è a Boso Pregao, su Santa Filomena, questa invocazione di Bagadias, Pagatai Bicciocco, Pagatai Boviddu, insomma. Certo, contata a moi va ad un certo effetto, però è passato. Abo su pregau Santa Filomena, de ne indivena, de tanti vilai, de nei pietadi, de sfilabostas, veras filongianas, contaus de giai, sudrinte prus pietadi, sunfrendi, mischinas, robustas e sanas, compromissas vanas, con planto e con dolo, e senza consolo vo si sollevai. Abo su pregau Santa Filomena, te ne indivena, de tanti pregai, senza de consolo che disisperata, sempre vorrienti, cannugas e fusus, asius teneus, tutta affaticatas, si che di rimodas, galas e susus, con tanti abusus, frocus e pumadas, e tutto debadas, sus allucentai, a boso pregao Santa Filomena, te ne indivena, de tanti vilai, e tutto debadas, se rilucenti, su tempo si bolada, che su pensamento, a una si mancano i denti, se no, su mentre si vilenta suento, in tanti dormento, in tanti ressigno, nessuno carino conosco, non c'hai. Abbo su pregao Santa Filomena, te ne indivena, de tanti vilai, non ci ne conosco persona terrena, che sciollanti l'omborus de tanti vilongiu, no votus, no misas, ne manco novenas, suppliri antivozio su nostro bisogno. Su tristu ligoncio sciolevo Deus, caso chi Matteus non si può dinnare, e a posso pregare Santa Filomena, te ne indivena de tanti vilai.
Non si può dinare su batteri nostro, Santa Protettora, digna de allabanza. A suo patrocinio solamente bosto, noso, recorreuso, con canto confianza. Già chissà speranza, su tempo si incurata, e nemmeno si incurata de si consolai, a su pregao, Santa Filomena. Tenendi pena, de tanti vilai, de su consolai, se disigiosa, se commente tant'anima, de su purgatorio. Mandaos custorta, vinzas lacrimosa, suspirus, affannus, vocis di agitorio. Estropo notorio, Santa Protettora, benedita sora che sei s'aggiurai. Posso pregare, Santa Filomena, tenendi pena te tanti vilai. Benedita sora che sei troncai sfilus, fusus e cannugas, e sciolli tramasa. E studai sardori nostru e sfiammasa. Si benios madamas in questo lunario, continuo rosario, non sa da mancai. E a boso pregao, Santa Filomena, tenendi pena de tanti vilai. Non sa da mancai su chi promittemus. Basta da chi s'accapiti gusta bene vorti. Sa presunzione che innanti stenemus, e c'è da bocaus con impetu forti. Donai si sa sorte de contrai compagno, chi de bidda o strangio, si Deus abbrazzai. A posso pregao, Santa Filomena, tenendi pena de tanti vilai, comenti si siada, donai si piccioccu, povero o arricco, sabiu o macchillotto, ancora che sia zoppo o baiocco, beccio, sciancao, zumburudo e trotto. A riceo stotto, Santa Filomena, tenendi pena de tanti vilai. A posso pregao su Santa Filomena, tenendi pena de tanti vilai. Oh! Mata cosa bella, bella, bella. Grazie Lia, grazie Meda. Bisogna metterci un po' di ironia, perché sennò di questi tempi. Bene, grazie di aver usato Lia Caredo. Mi piace a domandare un po' Antonio Gramsci, che dunque è stato uno dei uomini più umani della prima parte del 1900, che è morto nel 1937 a Roma, e su premio che avete posato è una cosa di adesso bella e di importante, ma in Sardegna fanti cose abbastanza per ricordare questo minimano, secondo tu? Sì, secondo me sì. Sì? L'associazione si traballa in pari, fate meda iniziativa che fate in pari, pondinai una, fate una cosa ogni anno, un mese scuola, che si narra immaginando Gramsci, e da fate un noso de Avasa con l'associazione per Antonio Gramsci di Grazia, e l'Istituto Gramsci di Castello e l'Università di Castello con il suo Gramsci Lab. Partecipa e avete tutte le scuole sardas, dai elementari ai superiori, e la formula è questa. Noi mandiamo su richiesta delle scuole dei professori o comunque degli esperti a fare lezioni sia per gli studenti che per i professori, e poi in diversi istituti ho preparato cose di ogni tipo, di pittura, video, cose su computer, cioè di ogni cosa, ogni anno avrò spantato su questa varietà di proposte che ben tivata. Ma tutta questa cosa, tutta questa ricchezza che tenevi usato, poi a dove accade? Fate pubblicazioni, ponete in rete, come ti funziona? Questa ricchezza è andata in rete, fate un'iniziativa di premiazioni, partecipa a tutte le scuole che vigiti, e poi è stata fatta in Castello una mostra su Sazzuni, una mostra proprio con il traballo di tante edizioni di questo premio, e questo deve girare diverse scuole. E comunque sì, no, è me da partecipare, una cosa che a noi come associazione impari con il premio letterario, c'è una mera soddisfazione, perché mi spicciocchedo che si interessa a questo mano è veramente una cosa che viene su coro. Bene. Questa fondazione vostri nonni è tutto, è un bello sito internet, dove intro ci funti tutte le informazioni, tutta la documentazione, c'è
Come te, sul rapporto con sa gente che magari non frequenta, non anda da Supremio, però conosci Supremio, conosci sa figura di Faustino. Ogni premiazione è una manifestazione pubblica partecipata. Tutti poi ti intendi poeta premiaus. Dunque, a registrare tutto, ma altro pure, no? Mi pare che E dunque, Anna Cristina non no, voi sta conoscendo a Luciana, no? Che Luciana sceglie questa comunicazione. Un'altra cosa importante, poi premios e possa cultura, essa comunicazione, esatto, di certo. Sciri. Poi ta su dei vota, per esempio, poi premio letterario su va così decidi, poi questa trasmissione pure che hai un contributo importante, proprio perché si comprenda dei tavunti e come si va. E Luciana, che è la presidente poi della fondazione Faustino Onnis, ha gusto ad attenzione, dove ha finza riscontro medas de gente che preconta, chi ha riuscito, di chi ha vinto, di chi ha partecipato, di chi va. Questa comunicazione è importante. Dunque, torniamo sul premio Antonio Gramsci. Dunque, arrivato. Ti tocca da poi raccontare anche cosa, che questa è bella occasione, presentata a ICI, la prima volta. Ha vinto, come ti ha chiesto il titolo di questa poesia? Samala Messadora. Samala Messadora. Inizia domandavo a Gianni Lloyd, se da contare. Su leggi non commenti che l'encuno che ci fare comunque, avevo sa. Su vrius de sierrum est intrau in isossus. Scioperai smossus des azienda mia. No azienda manna, però est barattu. Ca beni sierru, minci passa sora. Mancai sia currendum, ma già i posti infatti, con savalci in mano un mala messadora. Ca non vidi sora de mindi messai, voli da coidai messadora mala, e deu tira a pala pesu troppo grai, non posso evitai questa sorri mia. Trista sorri mia, beni, zimagattasa, giai de duas disi, custu bentu vorti, intra di nisossusu, e spolla rismattasa, ad ogni creatura diligi di sa sorti, de vito de morti di torra da su contu, pari d'un affrontu vatto a sa natura, deu non vivo a fura, ca vivo a derettu, beni con rispetto, trista sorri mia. Beni, trista sorri, ma non tengia espressi, su doveri mio tengia da cabai, non pretendo dottu, ma una parte in essi, de gustu doveri, lasami duvai. Poti si trigai un mese d'uso, non domandi in prusu, manco du pretendo, tanti, già ed intendo che non bisi sora, ma la messadora de sa vita mia. Questa vita mia è già accabendo, si va su sierru non si sciberano, e si dimu e tremmu a su che capitendo, tengiu su disigiu de durenni in mano, de dubiri in prano, comprendendo tutto, su capu connottu e su capu passau, su capu lassau e su che indapu dentro, chi magatti scontento, trista sorri mia. E tanai, grazie a Gianni, commovente, perché lui ti pone in gioco con questo sfuello, come ti è abitudine tua a fare. Devo domandare, quando è che hai scritto questa cosa? Questa è una cosa, dopo scritta 50 anni fa, di quando tenia 25 anni. E sta parlata studiata poco su questa storia, sto luogo a una parte come in mezzo delle cose si chiedeva fu sempre scritto. Non tenete tempo. Perché prima di tutto, ho scritto poesia. Prima mi ricordo ancora, a 7-8 anni, per un compleanno del babbai, che ha fatto una poesia in italiano, tanto si costumate, spittiuso. E poi a pago sul liceo, invece di eseguire lezioni, si scrive poesia, e uno dei libri che ho pubblicato in noi, con queste poesie, che devo scrivere sul liceo, poi da saputo tornare a Catappo, ma a Salvini si può dire, a regione pure, ancora in italiano. Poi su sardo si è arrivato dopo, quando ho cominciato a leggere che a scuola non mandavo nulla, anzi, l'idea di essere sardo mi danti mi da qua, si conta camminare de grazia dell'edda in scuola,
ti vudi quasi un ignorante che non sia da manco che sono italiano praticamente. Quindi poi noi commenti non santi pesavo. E quindi mi toccava, però ha pagato stimolo, gente che scosa da scontata. Tu sei un altro? Chi non si è ricordata non fatti dessa limba, ma dessa poesia pure, quando una raia si rimaia viene babutò, quando pianta cicchendi de bocai abitudini di scrivere in rima e poeta in Sardegna, poi ormai ci si stette a un momento de macchiori completo, un despivo terribili. E quindi a pago però ci sono arrenesciuto e uno pago Deo, viene se fiducioso, poi commenti, punti cambiando cose se mo, insomma. Tu sei uno che sa limba si da torra come te non c'è a chi stiri, ma conquistai, voi da due, insomma, pesa un castello, come ti dicevo prima, tanti anticicavo, pensi se di guai savarti meglio, però due questa lingua, e pensi se in tempo differenti su 1927, quando Gramsci scrive a Sorre di Resina, ma raccomando più la sardo presa in sardo, ecco, poi su sardo è questione me da bruspago, ma c'è gente che commenti a Gianni Loi torre di zinda fai meri, di vai d'arte, manna, di vai poesia, di vai letteratura, Deo volenai dell'ultimo libro che tu hai scritto, penso che sia l'ultimo, non riuscivo, manco, adesso che sciueo, no? Questa storia di Eva e di Petra, a pezzo che su Cidrogio de Buggerro, che poi è girando, non c'è questa Sardegna, ma è girando in Italia, avete fatto una vista teatrale, insomma Gianni è un altro esempio, no? Io ho questo due poeti, Angelica, Susardo da Cadallo studiai, Gianni con sa testimonia del suo traballo suo e della vita sua, teneuso testimonia mannas. Sì, no, e poi ha provato un'altra cosa pure, non so, si può fare pubblicità in questa televisione, sì. No, che l'ultimo libro che stai su questi stati ancora non devo presentare, che commenta il titolo di Madre Limba. È giusto. Madre Limba e conta da se esperienza, ma pure cosa dessa ideologia, dessa pratica, dessa poi a partito se esperienza dei pesai uno più, due più in sardo e si stati eccezionali, a parte tutta questa cosa. E si imparavo un montone di cose. Tu hai fatto imparavo non è so imparavo che non so tenere su un fu e due ma dopo si pone sul vocabolario insegnai pure, poi non potevo seguire con tu fu e due imparai, insegnai pure. Devono insegnare a cui imparare. Perché quando si imparai su nei satro, funziona come te in greco, no? Esatto, sta imparai, ai satro si imparai a noso, però hai introdotto questo fuoco che può funzionare in una maniera differente. Di cosa sai, non può tenere un vocabolario di occa da qualcuno neologismo a dove sai entrare, fino a questa volta, questa ventana, però di te non c'è bisogno. Dunque, mi hanno appreso in te, come ti ho condotto qualcosa della vita, della fondazione, Faustino Onis, del suo premio, della Sozio, della Dom, di Antonio Gramsci. Posso tempo benito, in te sei preparato, la prossima edizione, da quando hai cominciato a lavorare, come te? Saluieri. Che ha fatto il sub-22 e poi tocca il sub-24. E un canno pieni su Demma che adesso? No, non è stato. Ma un'arte in particolare? Carchiorta devo fare a tema, ma soprattutto non funta a tema, funti libera. E questo racconto mio non si è usato su tanta pensai, dona proprio libertà a poetas. Si vuole espressare sugli intendenti e non essere costretto su poi taggare. Qualcuno mi ha posto questo, bisogno mio, poi posso sbagliare pure. Qualcuno è un'altra vantana pure, sì, Carchiorta vuol dire essere una vantana. Certo, seguenti sull'istinto della libertà. Che qualcuno però, quando vuoi costretto, sono di cantare cosa lo costringere a pensare bene a un argomento e non a andare dei noi dei mia commenti di bene. E dunque è usaviri. Sanno passato c'è stato un Vinzas questo festival
Anderas, che è stato spainato un po' in Sabida, città di Voleusnaide, Ceragius, che è stata una cosa bella meda, con partecipazioni di gente fezas de voras, con connessioni internet, insomma, di altri luoghi pure. Ma questa modalità di fai o cano vieni pure? Si spera da non uscire. Questo tocca da ancora Luciana. Si spera da ma non uscire se è cosa facile. Non è cosa facile. No, non è cosa. Non è però tutto logo base, si danno sempre il logo base. Dunque anche una cosa di sicuro sarà fare Anderas. Non speravo. Bene. Che aici noi scetti questa cosa su premio, va, si vede solo su concorrenti, su vincitori, si dona su premio, si ha a mano. E invece sai questa cosa spainata in tutto c'era Gesù e dona più maniera sa gente di partecipare. Certo. Sa gente bene considerata italiana, coinvolta. Certo, eppure poi questa gente che hanno frequenta Meda, il Premius e questa manifestazione. Invece sì, è una maniera può vai uscire questa cosa. Sagata coinvolto in questa esatto. maniera, bella cosa. Invece in suo premio Antonio Gramsci, qual è il suo programma, come si trabalha? Questa edizione di noi, da presentare su 22 di gennaio. Sapete il compleanno di Antonio, noi ogni anno facciamo il buon compleanno Antonio, festeggiamo su questa data importante con noi. E questo premio quindi stiamo preparando, modificando alcune particolari in su bando, ma più o meno alla barra come in testa, che in dettaglio devo a posto. Ogni volta di modificare si rende conto che manca questa cosa, quindi tocca sempre a non lasciare ambiguità, messe interpretazioni poi i concorrenti pure, poi scritti, ma è pubblicata prima di questa difficoltà, si cerca di essere più preciso possibile. Ma in tutta questa parte che avete usato, c'è una letteratura, poesia già con nota, pubblicata, poesia invece no, e altre arti. Quanto gente coinvolgesi, quanto punti partecipanti ogni edizione? A ogni edizione punti un centinaio. Centinaio? Sì, 100, 120, dipende. No, è una risposta da tutta Italia, quindi si usa abbastanza contenti. Bene. Poi invece, poi le attività di questa associazione, perché noi vediamo attività a fine mese un convegno che si usa organizzando, perché si usa fatto in video un archivio delle sottoculture popolari, però da su 60 a oggi, quindi musica, beat, punk, si usa raccogliendo i fanzines, discos, cose di questo mondo che arriva da questa società, dopo la fine di questa società contadina, c'è su scontro con questa società. Adesso 60 oggi, sì. Iniziamo su prima cosa degli anni 60 e poi e faccio questo convegno a fine mese, 2 mesi, in uno questionario di punk e skinhead e il rapporto con le curvas adesso calcio. Vedi un Riccardo Pedrini che è uno che ha descritto di queste cose, e vedi Ian Chambers che è un professore dell'Università di Napoli che è uno che ha iniziato i cultural studies sulla base dell'idea di Gramsci, dei subalterni e queste cose. E poi la seconda invece torna a Savoia, avete si occupato del rap e quindi del rapporto del rap Sardegna, sponda a sud e sponda a nord del Mediterraneo. Quindi quindi è una cosa abbastanza impegnativa. Uno pensando nuovo soggetto, no? Come i Gramsci sia da stesso su primo che comprende tavuria da sanima di questa musica. Ma è dunque su che va di questa socio casa natale di Antonio Gramsci riguarda tutto altre manifestazioni come ti vorrei andare di Ignazio Ibba, creo che sia sempre in questo spirito. Sì, no, l'idea è questa di questionare, il titolo del suo convegno è ai margini della storia, perché questiona sempre le produzioni che punti non mainstream, ma punti nasciti dal basso e poi cambia magari sul modo che teniamo delle cose, immaginare su anche per l'immaginario
odierno dal punto di vista anche della pubblicità. Infatti Suzuki e Cusso, voi tu satro, insomma, da serie, causa di giocare Suzuki e di gestionare, insomma. Dobbiamo ricordare di questa musica punk, 50 anni fa devi ciocche dobbiamo prima rock poi punk, dunque sa, è una cosa, ma era prima formazione, sì. Però è un momento che cambia da me da scosa, messo immaginario collettivo. Sì. E quindi... È proprio a fine su 60, già su 70. Quindi se un me è interessato mi pare che mi tocca da vegna intende. Si fa i piaceri. Dunque Angelica, poesia invece in su calascio tadeni si pronta Zeu bonendi bene tutte le poesie in lingua sarda può pubblicare un libro che il suo titolo è Reina. Sì. Sono sicura che insomma non scio che sia da in Sacropecca o altro, ma quante volte se usa cartai su Vuedo e su Ori Azzurro, sono proprio curiosa in questa poesia di Angelica. Ma posso fare una pregunta al professore? Certo, ancora 10 minuti, dunque da questa trasmissione. Ecco, poi Taddeo io volevo preguntare al professor Virdis. Secondo esso, questo premio letterario concluenti un cammino in sa letteratura da spuncionante e t'avvunti proprio a parte s'amparo di sa lingua e tutto questo, ma proprio in su dretto culturale, pocanto... Posso riuscire Deo, posso pensare Deo, bisogna a distinguere, a sprazzi cali premius, non tutti spunti della proprietà e del suo proprio parisi. Conoscevo su premio Zieri, che è su babbo di ogni premio, non io in tutta la Sardegna, che ha donato poeta di valori, di artaia. Poi ci vuoti gusto su minori, si mancai che vuoti, come tenai, qualche cosa di aggiunto alla festa, alla manifestazione che c'è, buffa un vino, poi c'è sul ballo, ci voleva un premio di poesia, mancava. Se il premio va tutto bene, come conto mio, esti questo ci sono dentro burro e delle salvazioni FO Faustino Onnis, sprundidi sa poesia. Mi si odorava a Ligi, qualche cosa gustativa assata, dei opere dei anni passati, dei vincitori su manco, e qualcuno la dentro pensa senza memoria, non che da scio recitare a memoria, ma insomma, a rezare a memoria, ma insomma, me da conto su chi funti le qualità, chi funti singiali de capia, e questo è su che più va questa poesia. E commenti devo credo che in occasioni mello fai su premio de Faustino de bogais appillo su chi sa lingua può donare e questo tu vai prusche tutto su poeta che non depeus che depeus noi a fuedai sa lingua e non si vai a fuedai dessa lingua o dei esatto come se andavo sempre a Icci non se andavo sempre a Icci ma il tavo deus nai e se tocca da forrogare su poeta e su poeta mancai uno che conta contus o mancai uno che scrive teatro forroga da in sa lingua da forroga in intro poi da vai come si vuole nai andi bogai sovrori in me lo schedene ed io credo che questo si può guardare ancora certo no, vogliamo... visto che siamo in un luogo di comunicazione è una televisione mentre si imprenta, sa radio eccetera comunica credo che si debba ponni già due varesi noi tu che questa cosa che si mereci cosa del merecimento, sai che ovviamente questa trasmissione di eroi altre che sa fai o che già fatto, a spainare queste cose,
non scetti da essa scena, c'è adesso il premio Faustino Onde, il premio Zieri, il premio di noi o di Nia. Ma andava a entrare in sagonca di questa gente, non in maniera seriazzosa, no? Artiva, così, aici, ma in maniera levia ma non, ma del sentido però, che sul sentido fungudo si può dire finza con leviesa, certo. E questo è l'area de Bosatros, per esempio, o due altre televisioni, o mancare di imprenta, i giornali, a fare uscire, mancare ai giovani, con parola spainadas bene, si importa del tutto gusto. E io credo che se il premio, o i premi, se vendenti scelte su De Faustini, ma altri premi che tengono terapia, che tengono valori, Validori, certo. se dovresti entrare a pago questa conca dei sargenti, non può scocchinare, No, ma poi si vai a comprendere, io credo che il premio si può santare, può santarne un valore da importo. Grazie a me, professore. Tenni conto di questa cosa, tenni conto di questo che hanno su si professore stanno andando e grazie a Dio su ciò che approvai. Commenti no. Infatti sfannao de gente che vorroga da fuedos e animo umano e su sentido fungodo. Onde eu vi o duso, primo che antifrequentao, antabitao, su premio de Artes de Faustinoni, uno è Paolo Villonca che fu presidente di questa fondazione, e Satra Nerede Rudas. Beh, penso che sono e Satra a Pantonaumeda vorroghendo fueddus e torrendo sindi su Zucci che si è stata aiutando a vivere bene e a crescere. Grazie professore per aver questa castiata manna a pizzo dei premi su chi ballenti di aderus a parte insomma sa festa dei poetas che narrau sempre ma do anche una cosa che è andata ancora più a fondo per questo che hanno dei premi per questo che hanno dei commenti tocca da contare di questo mondo e noi successo a provare sempre di brutto ripeto l'impegno nostro della televisione cosa nostra è proprio questo vai tutte trasmissioni di ogni qualità, cioè noi non teniamo un programma specifico, noi teniamo una programmazione normale come di altre televisioni, fate su programma spazioso, su programma d'impegno, programma culturale, di ogni qualsiasi sia cosa, cucina, teniamo su programma Dogna Mengiano de Crese con su Mussennori, Zucchetto, il settotto, d'ogni a dire sotto di Mengiano, vai questa bella rubrichetta, che sono sul mondo del Sagrese e tutto canto, e noi approvai a comunicare proprio tutte queste cose in questa maniera più giusta possibile. Ci provavo, professore, grazie. E dunque, a pago, noi passiamo s'ora di adesso, come diciamo, 58 minuti, dunque siamo arrivendo. Stiamo arrivando, devo questione di un poeta manno importante come te Faustino, e pedendo scusa a Lia, voi non si può dire che si legge una cosa che non c'è Lia Careddu presenti, però dobbiamo la ricordare con una poesia che è Cruzza Cruzza di Faustino e si usa canta dell'Ompia Dogna Santo e è una poesia che è proprio Dogna Santo. Folla grogas, mundadas di suentu e ammontonadas in un furrungoni. Follas siccadas, sentidas, arregodadas por su vrago sempre bonu e pois coloris. Follas de mattas e de vroris, di evras e de gannas. Follas pitticas e mannas, fattas ad ogni genia, ammesturadas in pari vordiais. E d'ogna volla est una rugi dell'astima, che va in luce in suscurie su mondo, e cantos ancora, birdis in samatta, bivinti vrisco e fragoso suerano, gosant assistadis a zagona, trementi a suentu vrisco de sattongiu e timenti. Tittia cantu durimmo, si erro sritorau e che ne vogo. Faustino Onnes.
Mi pare giusta per ricordare con una poesia, un poeta. Ha fatto di avere bene, grazie a tuoi puru, e poi dorrau grazie a tutti i ospiti cosa nostra. Noi non teneus. Certo, per la serra con sa poesia, Nicola Alloi, Dogna Gira, puntuali, arriba, e su la scurta tutto su vinara un noso, e poi sicuramente ha scritto un diadero su un montone di poesia, Dogna Diri ne manda 3 o 4 a tutti gli amici, su il diadero, questa capacità bella, di spanto proprio, e dunque Dogna Gira, ogni volta che sti noi, agatta da una delle poesie dell'Isole, è tutta descritto, che ci stai bene con sa puntata che ho bifi un pari. E dunque, vuole stare una qualcosa? No, tutto a posto. Come te... No. È stato ora grazie. Tanti a Lia Careto, grazie di Adeus, grazie di Coro. E i ospiti cosa nostra, poi in tanti su premio vostri nonni, Angelica Pinas, grazie di Adeus, al professore Maurizio Virdis, grazie a Ignazio Ibba, grazie a Gianni, professore Gianni Loi, e grazie naturalmente a Nicola Loi, che in Moisa a recitare una poesia cosa sua. Grazie a Faustino e grazie a Antonio Gramsci, che non fa poi sono 100esimo con questi premi e non c'è da me da altra cosa. Giustamente. E grazie a tutti che state ascoltando, grazie a tutti Ottavio. E a vosaltri, se si fa pregeri, non tenete altra cosa fare, sabato che bene, sempre a noi ore e quarto di America, naturalmente, e non sono solo noi. Si contai cosa bella di questa poesia, s'animo e tutto de noso. Grazie a tutti e mo Nicola Alloi. Questa poesia non manca di una serenata. A tie. Ti queria mandare retrocada un modello a sa moda antica, che sia de perla ben inghiriata, con chenturanos, commente si spiega, che serenata in nottes de luna, con sa chitarra e con s'organitto, che so sisterlios ti manda in fortuna, con tempus bonu di bonza rappitto. Ti fatto visitare questo mondo, pro tornare a s'isola dicciosa, a fare questa terra tutto a tundu per poter ammirare d'ogni cosa. In mezzo a sue forestas tropicales o sopra sa montañas tibetanas, o bider con las terras australes, chilenas, argentinas, peruanas. Des Áfricas, as feras e sas aes, o sos sicos desertos de Sahara, s'unie de sos polos appegraes, logos biancos che una perla rara. A tie di andare tutto canto, che se sabberu s'ammeressi d'ora. Son logos più bellos de incanto che questa terra possedita ancora. Abides de esas costas marinas, sos colores de esos oceanos, todas esas balaustras corallinas que non ha bombardato sos humanos. Solo pro de s'incanto e sa natura, pro da cresche sa vaghe d'ogni die. A tie, singolare creatura, tutto su bene di andare a tie. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22.